c'è un tizio che cammina per strada, a un certo punto viene colto da violenti crampi alla pancia, si sta a cagassotto, trova subito un bagno pubblico, entra, e stanno 3 porte, alla prima è occupata, alla seconda pure, alla terza finalmente è libera, entra, chiude la porta, mette il chiavistello, si tira giù i pantaloni e si mette seduto. Ma mentre sta così per sforzarsi, capito? Dal bagno accanto sente fa, ciao! E questo è in silenzio, non sa che di fa, ciao! E sempre dall'altra parte, che stai a fa? E lui un po' sempre in imbarazzo fa, quello che stai a fa te. E dall'altra parte, tutti bene a casa? E lui fa, noi sì, voi? E quello dall'altra parte fa, senti scusa un attimo, te lascio che c'è sta un coglione qui al cesso accanto che risponde a tutte le domande. 2 amici si incontrano, uno gli fa, oh, come va? Guarda, beh, così e così, proprio ieri mi sono divorziato. Ma davvero? Oh, mazza, sembravate una bella coppia. Ma com'è successo? Quello gli fa, iniziavo tutto il giorno del compleanno mio. Pensa, una mattina mi sono svegliato tutto contento. Era la festa mia, mi sveglio, mia moglie non mi fa l'auguri. Vado in cucina e i miei figli, nessuno mi fa auguri. Boh, mi vesto, vado in ufficio, entro in ufficio, nessuno dei miei colleghi mi fa l'auguri. Arrivo nella stanza mia, invece entra la segretaria, mi fa gli auguri, mi porta pure un piccolo pensiero. Fa, e niente, a pranzo mi ha detto, te vado a Malta a mangiare una cosa al bar qui sotto. E io ci sono nato. Dopo pranzo mi ha offerto una cosa da bere a casa sua. Come entravo a casa sua mi metto sul divano. Lei mi fa, aspetta un attimo qui che vado in bagno. Insomma va in bagno e dopo 5 minuti esce dal bagno con mia moglie, i miei figli e tutti i colleghi che mi avevano fatto una festa a sorpresa. Poi le fa, me scusa, ma che c'entra col divorzio? E stavo col cazzo da fuori. Ci siamo? Allora c'è sta... Geppo, mettiti un po' più là che se lo scarichi a destra. Ok. Là, devi che lo scarichi. Ok. Allora, c'è sta uno... Aspetta un attimo, c'è sta un cazzetto là disegnato, c'è sta un cazzo là, che è? Mettete più a sinistra. Così? Sì. Ok. Allora, c'è sta uno che Sì, sta... però se mi devo scarico, vai un po' più a destra. Ma se te là c'è sta un cazzo, Ma se poi vedo scarico è brutto. Oh, ho capito, ma mettetevi d'accordo, oh! Sì, ma adesso oggi che Ma qua lo scarico c'è sta... si vede, oh, ma ma c'è si può sta vedere lo cazzo scarico, qua, guarda guarda che che è, roba! oh. Ma perché? Allora, se lui si mette Allora, là lo sullo- scarico non si può Senti, fate una vedere. bella lo cosa, scarico, oh. scarico, Dite a voi. Ma che ha fatto? Lascia stare, ho prestato 5.000 euro uno per fare la plastica facciale. E allora? Non so più che cazzo è. Oh, però sono forti, eh? Poi gliela racconto una io Ma- sto amici. Una coppia. Lei gli fa, amo, non ti amo più. Lui gli fa, ma stai scherzando? Ma che è un pesce d'aprile? No, è un pesce più grosso. Geppo e i miei amici attuali. Grazie, Grande. grazie. Ciao a Dai, tutti. Ciao ragazzi. C'è un vecchietto di 80 anni che va a fare la visita annuale di controllo. Come arriva lì il dottore gli fa così, buonasera, insomma come va? Quello gli fa, dottore non sono mai stato meglio in vita mia. Pensi, mi sono fidanzato con una ragazza di 18 anni e sta pure incinta, tra poco diventerò padre. Allora il dottore gli fa, guardi, capisco, le voglio raccontare una storia. Mi ascolta attentamente. Io avevo un amico cacciatore che tutte le domeniche si alzava e andava a caccia e prendeva sempre qualcosa. Una domenica pioveva, faceva freddo, si alza, vanno a caccia e invece di pigliare il fucile prende l'ombrello. Quando arriva sul posto, in mezzo a sta foresta, gli esce un orso, lui tira fuori sto ombrello, spara e l'orso cade a terra stecchito. Il vecchietto gli fa, ma è impossibile, deve aver sparato qualcuno al posto suo. E il dottore gli fa, è esattamente quello che gli sto spiegando. 2 amici di paese per la prima volta vanno in città. Come arrivano con i pochi soldi che hanno, il primo posto dove vanno è una casa d'appuntamenti per scopare. Insomma, si mettono a parlare con questa prostituta, contrattano il prezzo, a un certo punto la prostituta tira fuori i tuoi preservativi e fa oh, però vi dovete mettere questi, i paseni per noi. E che sono sti cosi? E questi sono profilattici. Io non voglio rimanere incinta. E fanno, ma come si usano? Allora la prostituta gli apre, gli mette e gli fa capire tutto come funziona, no? Insomma, sti due che fanno? Si fanno sta bella scopata con la prostituta e se ne tornano al paese. Ma una settimana dopo ancora parlano di questa avventura che ci hanno avuto. A un certo punto uno gli fa a quell'altro, oh, senti un po', ma te frega un cazzo se quella rimane incinta? L'amico di tu gli fa, ma che cazzo mi frega, è passata una settimana. Allora leviamoci sti cosi, oh. C'è una supposta triste affacciata a un terrazzo, a un certo punto vede partire un missile, se lo guarda e fa beato te che va in cielo. Tra amici, uno gli fa a quell'altro, oh Anto, ma hai visto che ieri Luigi ha pistato de botta la moglie? Quello gli fa, ho visto sì, stavo lì. E me non sei intervenuto? E no, gliela faceva da solo. Una signora con un bambino e una vistosa pelliccia sale a bordo di uno scompartimento del treno. Allora c'è sta un signore che cerca di attaccare il bottone e comincia a fare che bel bambino, che bella pelliccia, che è un regalo di suo marito? Quella si gira e fa così, se era per mio marito manca a lui c'avevo. Siamo in un manicomio.
arriva un direttore del Dipartimento Istituto Nazionale della Sanità per fare un controllo sullo stato dei matti. A un certo punto entra, arriva in questa sala piena dei matti e per vedere se le loro guarigioni stanno andando bene, ne prende 3 a caso, gli fa metterli davanti e a sede gli fa così. Allora, bene, oggi vi farò una domanda per constatare il vostro stato mentale. Iniziamo con il primo, una domanda semplice. Quanto fa 3 per 3? Lo trovate fa martedì. No, purtroppo vedo che non c'è niente da fare. Passiamo al prossimo, al secondo fa così. Stessa domanda per te. Quanto fa 3 per 3? Lo pensa 247. Ma niente, manco te, vedo stai messo male pure te. Se gira verso il terzo fa perfetto, anche a te, stessa domanda. Quanto fa 3 per 3? Lo fa 9. Ah, mi fa complimenti. Beh, le prime 2 risposte non pensavo che lei fosse così preparato, ma mi dica, come ha fatto ad eseguire questo calcolo così veloce? E fa, è semplice, ho sottratto 247 da martedì. C'è un imbriacone che cammina per le vie del paese, tutto barcollante. A un certo punto passa davanti a un secchione della monnezza, apre il coperchio, si mette a frugare e trova una bottiglia di whisky intera. Capita, fa, vedi che culo! Apre la stappa e se la comincia a bere mentre cammina. Mo' mentre beve, ogni volta che fa un sorso, gli casca una goccia per terra. E dietro c'è un topo che da quando sta al secchione che lo segue. E ogni volta che sti imbriacone beve e casca una goccia, sto topo gli va dietro e se la succhia e se la bevi. E lui continua a bere, e se cascano sempre queste gocce. E sto topo beve. A un certo punto, mentre stanno a camminare, arriva quasi al centro di sto paese e comincia a cantare sti imbriacone. Però sono le 3 di notte. Se spalanca la finestra al primo piano, si affaccia uno e fa oh! Ma da stai zitto che sono le 3 di notte! Imbriacone che ha la bottiglia a mano, si guarda e fa ma che cazzo, scendi che te meno! E il topo da dietro gli fa e fa scendere pure il gatto, gli faccio un bucio di culo così! 2 anziane zitelle vivono insieme nello stesso appartamento. Una sera mentre si stanno a mettere a letto una fa così oh, mi è sembrato di vedere qualcuno nel corridoio al buio. Allora quella te fa vado subito a vedere. No cazzo ho visto prima io. Una signora anziana con la figlia e il genero stanno al supermercato. A un certo punto, davanti allo scompartimento dei surgelati, alla signora gli viene uno svenimento, boom, e casca per terra. Al che arrivano subito tutti curiosi e c'è un medico che fa un attimo, sono un medico. Si sposta, la comincia a visitare e fa no, stai tranquilli, è solamente svenuta. Basteranno un bel par di schiaffoni e si ripia subito. Arriva il genero, non lo sposta e gli fa così, dottore, mi faccia da me, so 20 anni che aspetto sto momento. 2 barboni salgono su una metro, come arrivano nel vagone, uno di 2 fa oh, ma non la senti sta puzza? Andiamo al vagone più avanti. Pia si spostano all'altro vagone. Dopo un po' che stanno là, è sempre questo. Oh, pure qua c'è sta puzza assurda, andiamo a quella avanti. E si spostano così. Mo fanno così per tutti i vagoni, fino a che arrivano all'ultimo, quello di testa. Quando stanno lì fa oh, incredibile, pure qui c'è sta puzza. Quello si fa ma che te sei cagato sotto, Giova? Quello fa sì, perché? C'è un tizio che cammina in strada, a un certo punto sente delle grida, alza l'occhio e vede una signora al 5° piano attaccata con le mani alla ringhiera e un signore sopra che con un tacco di un mocassino gli sta dando tutte botte sulle mani. A un certo punto gli fa la smetta, così la ucciderà, e quello mentre dai botte da sopra gli fa così è misogina, massa quanto resiste. Dal pediatra la donna mette il ragazzino sul tavolo e fa dottore, sto ragazzino non mangia. Il dottore gli fa strano, ma prende il latte o quello in polvere? E quella gli fa prende il latte. E il dottore si sposta, gli apre la camicia, gli alza il reggiseno, gli comincia a strazzare i zinni, gli tira i capezzoli, gli tira su. A un certo punto gli fa non mangia no, lei c'ha il latte. Quella mentre si richiude fa ma io sono la zia. Seconda guerra mondiale. Un plotone dei tedeschi butta giù la porta di un casolare in aperta campagna e all'interno ci stanno marito, moglie, figlia e nonna. Entrano subito i tedeschi, Achtung! State fermi, mani in alto! E questi si mettono così e il tedesco gli fa così, questo, violentate la ragazza! Allora il padre si butta in ginocchio, vi prego, lasciate stare mia figlia, c'è solo 17 anni, è un fiore! Allora il tedesco fa, perfetto, allora violenteremo sua moglie! E uno fa, no, mia moglie è l'unica moglie che ho, la amo tanto! Fa, e allora violenteremo sua nonna! E lui fa, vi prego, mamma no, salsa la vecchia e fa, oh, non romper cassa, la guerra è guerra! C'è una suora giovane che alloggia in un convento in campagna nei pressi di un laghetto. Una mattina si alza di buon mattino, prende la sua canna di pesca e se ne va su sto laghetto. Ma quando sta là, dopo un po' di tempo che sta con la canna così, qualcosa afferra. Non appena lo tira fuori dall'acqua è un bel pescione. E c'è un pescatore accanto che lo nota e gli fa così. Vedi che pesce, per Dio! La sorella si gira e fa, figliolo, non bestemmiare davanti a me, sono una suora. Allora il pescatore fa, ma no, che ha capito? È il nome del pesce, si chiama pesce per Dio. Allora la sorella fa, ma davvero, non lo sapevo. Pia sto pesce e torna in convento.
come torna in convento, incontra la madre superiore. La sorella gli fa così: sorella, guardi che pesce per Dio. Allora le fa: ma che dici, sorella? Bestemmi nel convento? Ma no, madre, gli fa: questo è proprio il nome del pesce, si chiama pesce per Dio. Allora la madre superiore fa: ma davvero? Non lo sapevo, dammelo che lo pulisco io il pesce per Dio. Se lo porta in cucina e comincia a pulirlo. Mentre lo sta a pulire, entra il monsignore e vede sta la madre superiore con sto pescione, gli fa: che bel pesce, madre. Allora fa: le piace sto pesce per Dio? Allora le fa: sorella, ma che dice? Non si bestemmia qui dentro. Gli fa: no, monsignore, è proprio il nome del pesce, si chiama il pesce per Dio. Allora questo che lei fa: dammelo a me, che lo cucino io il pesce per Dio. E lo cucina. La sera, tutti pronti a tavola per mangiarsi sto pesce, e a cena c'è pure un frate novizio che è appena arrivato. Allora come si mettono a sede, la sorella quella pigione fa così: mangiamo tutti questo pesce per Dio che ho preso io. Allora la sorella la madre superiore fa così: e non vi dimenticate che l'ho pulito io il pesce per Dio. E il monsignore fa: e io l'ho cucinato il pesce per Dio. E il frate novizio si guarda attorno e fa così: oh, a me sto cazzo di posto, cioè, a me piace.